E adesso andiamo a Montegalda, dove è stato siglato un patto di solidarietà. Un patto per aiutare i bambini ricoverati in ospedale e le loro famiglie. Al lungo elenco di comuni vicentini che corrono in aiuto di Vicenza for Children si aggiunge ufficialmente anche Montegalda. Con a capo il papero, mascotte dell'ultima iniziativa, Montegalda stringe ufficialmente il sodalizio iniziato già anni fa e consolidato nel corso della pandemia. Come Comune di Montegalda, come comunità di Montegalda, siamo molto felici di avere anche formalizzato un'amicizia, un partenariato, una collaborazione che era già nei fatti da alcuni anni, quindi ora abbiamo dato sostanza a un legame che già c'era nelle iniziative che sono state fatte negli scorsi mesi e che speriamo che presto possano riprendere per sostenere Vicenza for Children. Ricordiamo che da mesi l'associazione promuove molte iniziative come Adotta un Papero, iniziativa con la quale si aiutano concretamente i bimbi in cura all'ospedale San Bortolo di Vicenza, le loro famiglie e chi accanto a loro combatte la malattia. Vicenza for Children è molto felice di aver fatto il patto anche col Comune di Montegalda. Il nostro percorso nei vari comuni della provincia di Vicenza darà la possibilità a tante persone di poter usufruire dei servizi legati all'uso della Berica 8 e soprattutto alle esigenze e alle debolezze delle famiglie. Con il patto il Comune di Montegalda si impegna a promuovere eventi, campagne di sensibilizzazione, raccolte fondi a favore della Onlus.